Lunedì 2 ottobre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Buona festa nonni, oggi è il vostro giorno. Poi vi diremo anche come curare a tutti quanti, non solo ai nonni, la pelle dopo la tintarella d'estate, e andremo a San Berillo a Catania, dove purtroppo non sono rose e fiori, ma nemmeno a Sferracavallo a Palermo. C'è stata purtroppo sabato scorso l'ennesima rissa in questa borgata marinara palermitana. Teatro della rissa è stato il Luna Park, che era stato allestito in occasione della festa del Rione, e questo qui è stato il terzo sabato consecutivo di violenza per futili motivi. Vediamo. Terza rissa in 3 settimane, terzo sabato di fila di tensione, paura e botte a Sferacavallo, borgata marinara del Palermitano. L'area sembra essersi trasformata in un Far West che nessuno sembra più in grado di contenere, e i festeggiamenti per i santi Cosma e Damiano si sono trasformati più in incontri di pugilato che altro. L'ultimo caos è scoppiato all'interno del Luna Park, realizzato in occasione proprio dei festeggiamenti dei santi padroni della borgata. Una decina di persone se ne sono date di santa ragione. Ad essere coinvolti sarebbero stati 2 gruppi di giovani davanti agli occhi delle famiglie e bambini compresi. Solo l'arrivo delle forze dell'ordine ha riportato la calma. La storia si ripete, come la settimana scorsa lanci di sedie e caos si erano verificati durante la serata I 40 che ballano i 90 a Piazza Becadelli, uno spettacolo di musica anni 90. In quel caso la rissa sarebbe scoppiata fra ambulanti e poi avrebbe coinvolto un ristoratore, ed un abusivo sarebbe rimasto ferito alla nuca con un colpo di sedia. Lo scorso 16 settembre, dunque 3 settimane fa, era scoppiata la prima maxi rissa tra baby gang a causa di un like sui social rivolto ad una ragazza della Marinella. Anche in quell'occasione sono volate sedie e tavolini, ma senza causare feriti. Dopo i fatti di 3 sabati fa, il comitato dei residenti di Sferracavallo aveva già anche inviato una lettera al questore per denunciare il problema sicurezza nell'area. Diciamo sempre che Catania è sporca, adesso il Comune è in cerca di soluzioni per uscire dall'emergenza e ha programmato e ha cominciato a realizzare isole ecologiche in pieno centro, ma in particolare i residenti di via Patanè Romeo si oppongono perché dicono invece di piantare alberi che servirebbero all'ambiente e a tutto quanto, li sradicano per realizzare queste opere qui, queste isole ecologiche, che a loro dire sono del tutto inutili. Vediamo. Mentre proliferano le discariche abusive con la città di Catania alle prese, con un'emergenza rifiuti senza fine, il Comune cerca soluzioni per incrementare la raccolta differenziata con l'obiettivo di ridurre le tonnellate di immondizia da conferire nelle discariche sempre più sature. L'ultima idea di realizzare un'isola ecologica in via Patanè Romeo, in mezzo ad enormi palazzi e con 2 scuole non distanti, non va giù ai residenti che non vedono di buon occhio il progetto, in primis per la scarsa attenzione per il verde, quel poco esistente, si sta inesorabilmente cancellando. In questo video amatoriale, girato da un cittadino, si vede una ruspa mentre sradica diversi alberi. E questa, che era un piccolo polmone verde, sparirà nel giro di poco tempo. Tra l'altro non si capisce per quale motivo questa isola ecologica venga realizzata in questo spazio quando ce n'erano già 3 centri di raccolta, non proprio isole ecologiche, in centro città, che però sono state chiuse dopo poco tempo dall'apertura. Perché non scegliere un altro spazio più idoneo? C'è chi si rivolge alle istituzioni cittadine. Rivolgo un appello al sindaco affinché riveda questa scelta, all'assessore Tomarchio e in particolare all'assessore Parisi, che ha chiesto e ottenuto i finanziamenti per questo scempio. Tra l'altro c'è anche un problema di viabilità, molti mezzi verrebbero qui a conferire. Assolutamente sì, come potete notare qui c'è un'unica arteria, un'unica strada che non è neanche una strada principale, è una strada di quartiere. È una zona molto trafficata. Da via Patanè Romeo a via Vagliasindi il passo è breve. Qui invece una discarica abusiva a cielo aperto è attiva H24, specie nelle ore notturne, quando gente senza scrupoli scarica di tutto, senza controllo e senza ritegno. Mamma mia, mamma mia. Vediamo la rassegna stampa siciliana, Angelo. Sì, cominciamo dalla Sicilia di Catania, eccola qua la prima pagina, cominciamo con il tema dei migranti, perché scrivono sulla Sicilia Berlino
egoista e noi soffriamo, il ministro Crosetto a parlare, attacca la Germania che blinda i confini. Questa è la situazione, ma intanto un bollettino tragico, quello dei migranti, perché negli ultimi 10 anni nel Mediterraneo c'è stato 1 milione di arrivi e 28.000 vittime. Questo è quello che viene fuori. Una guerra. Una sorta di guerra vera e propria. E poi, sempre in tema di migranti, Catania, che è diventato una sorta di crocevia giudiziario, perché è clamoroso alla Cibali, dai taxi del mare al caso Salvini fino all'ultima picconata sui CPR. Questa è la situazione in tema di migranti. Poi ancora le altre notizie: il carrello della spesa partito ieri, un carrello della spesa semivuoto, violento del salvaspesa sugli scaffali, sono pochi i bollini che si attendevano. E poi in tema invece di antimafia, ieri c'è stato un sit-in a Castelvetrano, il tam tam della legalità e subcultura, il cordoglio per il boss Messina Denaro, insoddisfazione e stress per i lavoratori italiani. La carriera non è la priorità, lo dicono 2 ricerche, questo è quello che viene scritto stamattina, che viene riportato. Poi lo vedremo meglio magari all'interno, assalto al solarium di San Giovanni Licuti, insomma l'estate che si prolunga in qualche modo favorisce ancora i bagni proprio in piena città. Siamo poi al calcio con la fotonotizia, vedete insieme quelli che sono stati i goleador di ieri per il Catania, un Catania show vinto 4-0 a Caserta, Di Carmine e Chirico sono doppiette di autore e soprattutto da apprezzare il primo gol di Chirico. E poi una notizia che stamattina è su tutti i quotidiani e non solo: la strage avvenuta in discoteca in Spagna, 13 morti in un incendio, una tragedia davvero quella che viene raccontata oggi per l'appunto dalla Spagna. Siamo invece alle vicende, alle pagine interne, vediamo di capire qualcosa in più. Crosetto, il ministro, Scholz blocca i confini e agevola gli sbarchi verso l'Italia, queste sono le parole del nostro ministro della difesa. Tajani, posizione tedesca non chiara, respingimenti dalla Francia. E intanto ci sono incertezze sulla missione dell'Unione Europea, da Tunisi un monito all'Europa e anche alle ONG. Non siamo i guardiacosta di altri. Insomma, la vicenda. Quindi c'è già un no della Tunisia a un progetto europeo di coinvolgimento. Comincia a essere insomma sempre più complicata, e dalla strage di Lampedusa 1 milione di sbarchi, 28.000 croci la notte del 3 ottobre del 2013, le 368 vittime, ma la conta non è mai finita. Save the Children parla di 1.143 minori morti in questi viaggi della speranza. E poi l'isola fra emergenza e memoria, ieri trovato il cadavere di un profugo, scuole e sindaci alle manifestazioni. Questo per il tema dei migranti. Poi sempre in tema dei migranti, visto che ci siamo, il clamoroso Alcibari, lo abbiamo visto prima, l'epicentro giudiziario dei casi sui migranti, il naufragio record e i taxi del mare, il processo Salvini fino all'ultima picconata. È un ritratto del magistrato giudice civile che ha liberato i migranti del centro, diciamo, di prima accoglienza, quello di Pozzallo, il CPR così chiamato, dove si provvede ai rimpatri con diverse modalità a secondo se hai la fideiussione oppure no. 5.000 euro. Esattamente. Poi vedi, questa è la fotonotizia che volevo fare vedere, eccola qui, perché ci mostra come effettivamente ieri c'è stato il pienone d'ottobre a San Giovanni Licuti. L'assessore Guzzardi resta fruibile solo come solarium finché il meteo lo consente. Alla playa estate lunga per la terza spiaggia. Insomma, c'è stato l'assalto vero e proprio. Io ho preferito a Citrezza. Tu hai preferito a Citrezza, evidentemente ti trovi meglio a Citrezza forse. No, è stato casuale. È stato casuale, benissimo. Allora, questo in tema
per la città di Catania. Poi, visto che ci siamo, poi il tema è stato ripreso, viene ripreso anche sugli altri quotidiani, il carrello della spesa che resta semivuoto, pochi bollini tricolore, solo un test d'avvio nei 23.000 punti vendita che hanno aderito all'iniziativa del governo. Oggi la riprova, subito esauriti i fondi di 12 milioni riservati ai trasporti. Quindi diciamo che questa è la situazione. Poi il prezzo del greggio e balzo dello spread, la doppia incognita, la manovra, i due maggiori fattori di incertezza sulla tenuta dei conti pubblici, le stime e anche le contromisure che dovrebbero essere assunte. Adesso siamo invece alla prima pagina del Giornale di Sicilia, perché il tema dei migranti è anche qui in primo piano. L'Italia alza la voce, scrive il Giornale di Sicilia, e crisi diplomatica con la Germania che ha rafforzato i controlli ai confini. Crosetto e Tajani a Berlino sono in campagna elettorale, continuano i respingimenti anche in Francia. Insomma, tutti siamo in campagna elettorale perché le europee sono vicinissime a giugno. E quindi diciamo che ormai tutti cercano in qualche modo di portare acqua al proprio mulino. 10 anni fa Lampedusa ricorda il naufragio con 368 vittime sull'isola. Studenti da tutta Europa e politici per commemorare la tragedia del 2013. E poi ancora la discoteca a fuoco, l'abbiamo visto, la strage di giovani in Spagna, Sferracavallo, abbiamo sentito anche il servizio, la terza rissa di fila con violenze ricorrenti il sabato sera. Da 3 settimane si verificano degli scontri, stavolta è successo vicino alle giostre e i bimbi sono stati tratti in salvo, però certamente servirebbe forse un po' di attenzione in più nell'assicurare la sicurezza. Diciamo un presidio non sarebbe male. L'inchiesta sulla Caronte, notificato il maxi sequestro, dopo il rinnovo dell'appalto bloccata una quota dei 40 milioni destinati alla compagnia, e quindi staremo a vedere quali saranno gli sviluppi. Speriamo non ci siano conseguenze per i viaggiatori. Ma alla fine qualcuno dovrà pagare, no? In qualche modo. Poi ancora siamo sulla prima pagina sempre del Giornale di Sicilia, perché c'è il calcio con la grande rimonta del Palermo su Tirol, battuto 2-1 addirittura con un gol nel finale, ospiti in vantaggio, Ceccaroni pareggia a inizio riprese, poi nel finale c'è stato il gol di Aurelio di testa che vale il secondo posto nel campionato di Serie B per il Palermo, che dunque sta incominciando a fare un cammino in linea con quelle che erano le attese. Eccoci qua adesso sulla Gazzetta del Sud. La Sicilia, scrive la Gazzetta del Sud, è prima nello spreco d'acqua. I casi eclatanti, Siracusa e Ragusa. Messina va meglio di Palermo e Catania. Questa è la classifica in qualche modo. I dati sono di Eurispes ed Istat che confermano più della metà delle risorse idriche si perde a causa delle condotte fatiscenti. Michele, questa è la situazione stamattina sul quanto riguarda la vicenda acqua. Poi ambiguità tedesca sui migranti, scrivono ancora anche sulla Gazzetta, e la conversione del killer di Livatino, perché nelle pagine interne proprio della Gazzetta possiamo leggere come il killer sia stato a pregare davanti alla reliquia di Livatino. A Pavia Paolo Amico ha chiesto di vedere la teca con la camicia insanguinata del giudice, condannato all'ergastolo, non si è mai pentito, ma ha iniziato un percorso di conversione. Questo è quello che si legge. Speriamo che possa anche collaborare con la magistratura, oltre che commuoversi giustamente di fronte alla camicia del giudice. Torniamo di nuovo alla vicenda del trasporto e collegamenti con le isole minori. Dopo l'accordo sulle isole minori, altro maxi sequestro per la Caronte in Tourist, la Regione sarebbe creditrice di una decina di milioni nei confronti proprio della società. Il provvedimento è stato notificato dalla Guardia di Finanza, una quota, e riguarda una quota dei 40 milioni di euro che praticamente sono stati stanziati per i collegamenti con le isole. Mi fermo qui, oppure abbiamo un po' di tempo
tempo Ancora ancora. un paio di minuti. Un paio di minuti e allora approfondiamo qualche altra notizia. Parliamo di ponte sullo stretto perché c'è la relazione di Eurolink, siamo sempre sulla Gazzetta del Sud, e le nuove scadenze. Dunque, Rete Civica denuncia, ci sono insegnanti che indottrinano gli alunni contro il ponte. Pure! Ancora lo devono fare. Beh, cioè. intanto c'è questo progetto del collegamento stabile che è stato di fatto depositato nell'aggiornamento. La società Stretto aprirà la sede a Messina, mentre Forza Italia chiede che l'opera porti il nome di Berlusconi. Questa è la richiesta che arriva da Forza Italia, ma intanto in Ponte in piazza è soltanto un bluff. Sono 3 i comitati ufficiali, la sintesi nel corteo che è previsto per il prossimo 2 di dicembre. Quindi diciamo che questa è la situazione attuale. Poi, prima di chiudere, torniamo a quanto abbiamo detto a proposito dell'acqua che viene sprecata. Questa è una foto eloquente. Incredibile. Questa, questa condotta che perde acqua con una certa consistenza, e le cose vanno male anche perché riguarda la depurazione e lo smaltimento, quindi non solo per quanto la rete idrica, ma anche abbiamo difficoltà nella depurazione e nello smaltimento. Non ci facciamo mancare nulla. L'acqua è un bene da sprecare, scrivono, ma è assolutamente da preservare. Peccato, molto molto peccato. Allora ci fermiamo davvero adesso e facciamo una breve pausa e poi dopo passeremo alla rassegna stampa dei quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza che procede con la rassegna stampa nazionale. Sì, stavolta siamo sul Corriere, la prima pagina del Corriere della Sera, ma c'è il tema dei migranti e non solo. Partiamo dalla detassazione delle tredicesime che salta. Aia. È perché l'anticipo della riforma fiscale per la detassazione delle tredicesime a dicembre è stata accantonata. La legge di bilancio sarà destrutturata con una parte anticipata nel 2023 e ben 32 disegni di legge di attuazione previsti invece nel 2024. Quindi sarà a rate. Incredibile. Diciamo così, sarà a rate. Poi i migranti, dicevamo, Crosetto e Tajani contro Berlino, l'abbiamo già visto, l'abbiamo già letto. Sì. Poi ci sono i timori per gli aiuti a Kiev. Questa mattina l'Europa è preoccupata per i voti al leader filorusso. Biden assicura ci sarà un nuovo accordo, ma intanto in Slovacchia vince, come detto Fico, l'Ucraina non prioritaria. Negli Stati Uniti 0 fondi a Zelensky perché là c'è stato il rischio default e quindi in qualche modo Biden ha dovuto... Non ha bilancio e quindi non può mandare soldi. Non ha niente in cassa. Poi torniamo in Spagna, l'ultimo audio tra le fiamme alla madre. Muoio, ti amo. Questo è il racconto che arriva dalla strage in discoteca, strage all'alba in una discoteca divorata dalle fiamme nel sud della Spagna. 13 le vittime accertate, quasi tutti giovanissimi, 15 dispersi e decine gli intossicati. L'audio di una vittima alla madre: stiamo morendo, ti amo. La registrazione del messaggio tra il crepito proprio delle fiamme e le grida di terrore. Insomma, una situazione davvero drammatica. Poi fotonotizia con Tiziano Ferro: non posso portare i bambini in Italia, il divorzio dopo 7 anni per salvare i miei figli. Queste sono le sue parole. Poi una curiosità: Belve, la trasmissione della RAI, la RAI blocca Fedez proprio a Belve, non finirà così. La parola della conduttrice, staremo a vedere quali saranno i risvolti di questa vicenda. Repubblica è diretta sulla legge di bilancio, caccia a 10 miliardi. Insomma, sarebbe l'extra deficit, servono 10-12 miliardi per... E quindi sono quelli che ancora mancano per coprire la manovra. Non bastano i tagli ai ministeri, sempre meno soldi sulla sanità, ansia per il giudizio delle agenzie di rating sul debito. Giorgetti: se hanno letto la NADEF senza pregiudizi siamo tranquilli. Queste sono le sue parole. Ecco qua, hai visto i supermercati? L'abbiamo fatto nei giorni scorsi. Parte il carrello anti-inflazione, ma il risparmio è di pochi centesimi. Mamma mia. Perché insomma si parla del 10%, bisogna vedere poi quanto effettivamente sarà reale. La Slovacchia si consegna al filorusso Fico, imbarazzo nel Partito Socialista
europeo, poi c'è il piano dei serbi per conquistare il Kosovo del Nord. Pure. Non è finita perché Erevan ora trema, l'Azerbaigian ci invaderà, situazione davvero Sono difficile. due focolai preoccupanti in Europa. Si continua davvero, ci sono ovunque di questi teatri. Europa o diciamo Asia immediatamente adiacente all'Europa. E poi risse attentate tra Friuli e Emilia Romagna nella comunità indiana, spade Molotov e faida tra i Sikh. Questa è La foto è bellissima, però la vicenda non lo è per nulla. Assolutamente, assolutamente. E poi due notizie. La pazza idea di Meghan, senatrice negli Stati Uniti, a questa diciamo, tentazione di correre per il Senato. E questa invece è l'altra notizia di cui vorrei diciamo, in qualche modo sulla quale puntare le attenzioni. Noi malati di ansia, viaggio nella generazione Z con il buio dentro. Questa deve essere un'inchiesta molto bella perché tutti ne parliamo ma nessuno poi è riuscito a approfondire questa storia. Effettivamente pare che i giovani dopo il Covid siano molto giù. Speriamo insomma che ci possa essere una soluzione, comunque che si trovino delle vie. Tajani, inevitabile fare debito, queste sono le sue parole, nessun complotto contro di noi, non è positivo che la Slovacchia non voglia più inviare armi all'Ucraina. C'è un'intervista al ha vinto un filo russo, è molto difficile, no? che inviarmi. Che ci possa. E poi ancora questa fotonotizia stamattina mi ha colpito, opposizione polacca, 1 milione in piazza contro il presidente, immaginiamo, vediamo un attimo di leggere, Morawiecki. Esattamente. 1 milione, però. Davvero un fiume di persone quelle che si vedono. Altre notizie che arrivano poi, sempre sulla Rai, guarda, tra Fedez e Corona, pasticcio Telemeloni, la sintesi. La chiama Telemeloni. Telemeloni, perché evidentemente la Rai, esatto, la Rai esclude Fedez da Belve e accoglie Fabrizio Corona dopo aver cacciato Saviano. Insomma. Polemiche stamattina su quanto avviene in casa Rai, gli ospiti dei programmi Rai. E adesso il Messaggero. Inflazione, c'è l'accusa del MEF, colpa della corsa ai profitti. Quindi, e questa è la NADEF. Ristorazione ed agricoltura hanno anticipato l'aumento dei costi, caro spesa, ieri il via agli sconti al supermercato. Roma ha fatto meglio di Milano, bisognerà vedere cosa è successo poi in Sicilia. Perché loro dicono ristorazione e agricoltura hanno aumentato i prezzi per primi e di conseguenza poi hanno trascinato. Si sono portati tutti dietro. Questo è il concetto. Bisognerà vedere fino a che punto questo è. Insomma, questa interpretazione e questa lettura sia veritiera. Esatto. Strage in discoteca, mamma ti amo, moriamo bruciati, l'incendio, 13 morti, 3 dispersi, l'orrore negli audio via WhatsApp ai parenti. È davvero una brutta storia. E poi guarda, ancora una volta ci sono di queste brutte vicende che riguardano la cronaca, una vendetta per la droga, ucciso e gettato nel cassonetto, ci sono stati 4 arresti, siamo a Biella. Ormai orrore. Ci sono notizie di questo genere ogni giorno, fotonotizia con Lukaku che rilancia la Roma e finalmente Mourinho che può sorridere perché non era stato l'inizio di campionato diciamo felicissimo per la formazione giallorossa. Adesso vediamo il Fatto Quotidiano, Stati Uniti, Slovacchia, Polonia e company, il fronte pro Kiev perde pezzi, Fico a Bratislavia e il Senato americano suona la ritirata non ci sono i soldi. Non ci sono i soldi e quindi in questo momento vedete questa faccia un po' perplessa del presidente ucraino, molto diciamo perplesso, triste in questa foto che propone il Fatto Quotidiano. Adesso siamo sul Giornale perché il tema è dei migranti, ma si parla di giustizia militante per il Giornale, i segreti della toga pro ONG. La ONG, la magistrata che ha respinto il decreto e messo in libertà i migranti sui social chiedeva la sfiducia per Salvini e le frontiere europee aperte. Sono andati a scovargli i social la magistrata. Sono andati a leggere, a spulciare tra i social e poi c'è un reportage esclusivo fatto dal Giornale nel Mediterraneo a caccia di scafisti e sul barchino spuntano i macete. Questo è quello che. C'è una foto, vedi? È vero.
la facciamo vedere. Enorme, mamma mia. E poi, occhio, mezza Unione Europea è stanca di aiutare Kiev. Torna, diciamo, il tema che abbiamo visto prima anche sul fatto... Anche Ungheria adesso, oltre che Polonia... Sì, Polonia, Ungheria, Slovacchia. chiaramente la Slovacchia, questa è la... mezza Europa. Sì. E poi, visto che ci siamo, andiamo a vedere anche un'altra, la prima pagina, siamo sul Foglio. Migranti, smascherare i populisti, questo è il titolo scelto stamattina, legalità e umanità, sicurezza e nuovi modelli di integrazione, e poi il futuro dell'Africa, le soluzioni in Europa, gli slogan sulle ONG e un'urgenza assoluta, un nuovo sistema di relazioni con l'Italia protagonista, una guida antidemagogia, con idee concrete per una svolta immediata. È una riflessione del giornale, ecco, del foglio questa mattina. Siamo adesso invece sulla Verità, il programma del partito di Amato, l'invasione dei rifugiati economici. L'ex premier ci impoverisce dal 1992, insomma, dopo Ustica, altre confuse bordate all'esecutivo. Repubblica rilancia la tesi del dottor Sottile, gli immigrati che arrivano per fame vanno accolti, tanto non si possono impatriare, servono per lavoro a basso costo. Questa è l'interpretazione chiaramente della Verità. E poi vediamo un po', a pulizia fatta, Papa e ONU parlano del Nagorno, probabilmente denunciano un ritardo probabilmente nell'intervento su quest'altra area davvero complicata. Dalla NADEF sbuca la minaccia dell'Unione Europea sul catasto, questa leggiamola perché è interessante. Nel documento il governo riporta le raccomandazioni del Consiglio. Oltre alle solite pressioni sul green, anche la richiesta di allineare i valori attuali delle case a quelli di mercato, tradotto OMS o patrimoniale. Caspita. Insomma, diciamo, stamattina la leggiamo soltanto sulla Verità questa notizia e poi andremo a scoprire. Per cominciare la settimana, ci fanno stare sulle spine. È rilassante l'inizio di settimana. Il doppio volto dell'Europa, i nodi del vecchio continente, Crosetta attacca Scholz, blocca i migranti da una parte, agevola gli sbarchi da noi, la Tunisia gela l'Unione Europea, non possiamo difendere noi i nostri confini. E poi ancora il sottosegretario Freni, momento delicato sui conti, Bruxelles ci capirà sul deficit, speriamo sia veramente, veramente così. Sarà così. E questa è la situazione. Poi a fotonotizia con il calcio, con il Frosinone che è stato battuto all'Olimpico 2-0 dalla Roma, la Roma che esce fuori dal tunnel della crisi. Diciamo che ci fermiamo qui stamattina. Benissimo, allora adesso ci guardiamo un po' il tempo che fa e poi vedremo anche un promo importante. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continua ad interessare il nostro territorio anche nella giornata di lunedì a garanzia di condizioni di bel tempo. In dettaglio in Sicilia ci attende una giornata di lunedì con sole che splenderà ovunque, cieli sereni e tersi, ventilazione debole a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Temperature massime al di sopra della media con valori anche fino ai 30 gradi. In dettaglio per quanto riguarda la situazione attesa per la giornata di martedì, il contesto sarà ancora all'insegna del bel tempo per la persistenza in Sicilia dell'alta pressione, con sole ancora una volta che splenderà su tutta la regione. Ventilazione debole a tratti moderata con mari calmi o poco mossi, contesto climatico pienamente estivo con temperature massime ancora fino ai 28-29 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. De waar is deze straat in de Vidania? Dus het boos is die strada, no. Russo. Tedesco. No, russo. Russo, niente. Formiamo cosa sempre nella vita, perché si chiama sale. Che sale dovrebbe essere così. Assaggiamo un pochettino, così. Ma che bontà! Ma che bontà! La zucchina no. E allora? La smettete di litigare tutte e due? Quando si mangia? Tutti i giorni su Antenna Sicilia. È proprio così, non dimenticate prima del TG di non perdetevi il nostro nuovo programma di cucina, c'è chi la vuole cotta, alle 12.30 e alle 19, naturalmente su Antenna Sicilia. Allora, adesso passiamo a un nuovo argomento.
pelle secca, disidratata, scolorita, rughe, macchie, tutto questo è il risultato della nostra estate e della nostra tintarella. Ci guarirà la dottoressa Eliana Lanza, medico estetico. Buongiorno. Benvenuta. È vero che tutte queste sono le conseguenze della nostra esposizione al sole, sono cose gravi? Ahimè sì, è verissimo, perché l'estate ci piace l'abbronzatura, ma in realtà poi il sole fa tanti danni. Ecco, ma queste che ho detto io, pelle secca, disidratata, se ne vanno da sole o sono cose che bisogna... No, non se ne vanno assolutamente da sole, se non le curiamo con trattamenti sia domiciliari che professionali può solo peggiorare la situazione, quindi assolutamente cerchiamo di fare qualcosa. E cosa occorre fare? Allora, sicuramente bisogna creare innanzitutto un'esfoliazione in modo tale da togliere via le cellule morte, perché la pelle abbronzata comunque deve andare via. Deve andare via. Sì, anche si deve tornare pallidi. Si deve tornare più pallidi, sì. Poi comunque, perché quando va via l'abbronzatura, se non togliamo le cellule morte diventiamo grigi. Quindi spenti, non so se vi è mai capitato di vedere quelle persone col colorito spento. Esattamente questo, perché... questa esfoliazione però si fa da persone che lo sanno fare oppure ci sono le creme? Allora, ci sono alcune creme che lo fanno, quindi può essere anche fatto a casa quotidianamente. Per fare qualcosa di un po' più importante si va dal professionista, che sia il dermatologo, il medico estetico, e quindi si fanno dei peeling leggeri senza irritare la pelle che portano via un po' tutto. Ma è vero che questi, diciamo così, chiamiamoli così, questi disturbi dipendono dal fatto che non ci si è protetti abbastanza o per nulla quando si prendeva il sole? Allora, diciamo che se ci proteggiamo danneggiamo un po' meno, però il danno avviene in ogni caso. Se invece non ci proteggiamo poco, addirittura si creano dei danni che perdurano negli anni, perché comunque danneggiando la nostra pelle, magari da giovani non ce ne rendiamo conto, poi man mano che cresciamo vengono le macchie, anche i tumori e quindi è un po' più grave. Mi scusi, ma tante volte anche esperti come lei qui ci hanno detto il sole, la vitamina D... Certo, assolutamente, allora... il sole e la vitamina D nelle ore giuste e ben protetti. Quindi le ore giuste sarebbero... Le ore un po' dei bambini, quindi dalla mattina fino alle 11 e poi dalle 5 in poi. Perché ci sono quelli che continuano, lo sa lei, a Catania poi lo so. Siamo in parecchi quelli che... Va bene, allora, questo è un buon periodo o no per prendersi cura della propria pelle? Sì, è assolutamente un buon periodo. La cosa importante è che oltre all'esfoliazione bisogna idratare e a volte non bastano le creme, bisogna fare degli idrobooster che sono fondamentalmente... Che sono? Come si chiamano? Idrobooster, usiamo un po' un termine inglese. Sono i missili, un missile di idratazione, sì, esatto. E come si fa questo booster? Solitamente sono delle punture di acido ialuronico libero, quindi non i filler di cui tanto parliamo e a volte ci spaventiamo, ma acido ialuronico libero che idrata in maniera importante la pelle. Questo si trova nelle, diciamo, nelle creme, giusto? Si trova nelle creme, ma non passa totalmente quando lo mettiamo nella crema, quindi se vogliamo dare un'idratazione importante andiamo dal professionista e ce lo facciamo iniettare. Iniettare? Sì. Addirittura? Ma già sono preoccupato perché... Ma per il viso che si fa, che è quello più esposto, diciamo. Allora, di solito quando arrivano i pazienti facciamo un check-up cutaneo, facciamo una valutazione quindi di come sta veramente la pelle e a quel punto decidiamo il percorso dei vari trattamenti da fare. Gli prescriviamo le creme giuste perché non esiste una crema buona e una crema meno buona, esiste la crema giusta per quel paziente in quel momento. Quindi anche la cosmetica va cambiata durante l'anno. Personalizzata, se ho capito bene. Sì. Sì, Ormai sempre di più la medicina è personalizzata. I percorsi standard non ci piacciono, non vanno assolutamente bene. Per il anche corpo, se è un po' coperto in gran parte. Diciamo, no, però anche il corpo subisce tanto la disidratazione, quindi anche lì magari scegliamo delle creme idratanti da applicare 1 o 2 volte al giorno che magari all'interno abbiano dei principi attivi anche esfolianti tipo l'urea, magari una percentuale bassa, massimo 20%, oppure non so, l'acido lattico, quindi leggera esfoliazione e idratazione.
Anche lì uguale più o Uguale, meno, anche sì. se diciamo in forma ridotta perché è meno esposta, no? È meno esposta e soprattutto noi badiamo meno a ciò che accade al corpo rispetto a ciò che accade al viso. Parliamo dei bambini. I bambini noi, vabbè, li abbiamo portati al sole perché tutti... Perché il mare gli fa bene. Tutti ci hanno insegnato mare, sole, i bambini... abbiamo fatto male, abbiamo fatto bene? No, abbiamo fatto bene soprattutto se li abbiamo portati via nelle ore più calde o comunque messi sotto l'ombrellone. Lo scopo è quelli, sì, il mare gli fa bene non solo per il sole e la vitamina D, ma anche lo iodio fa benissimo a tutti, non solo ai bambini. E quindi in questo caso diciamo i rimedi sono anche proporzionali, cioè non gli abbiamo fatto tanti danni, no? No, ripeto, soprattutto se nelle ore più calde li portiamo via, quindi non gli abbiamo fatto danno, gli abbiamo fatto bene e ovviamente ai bambini non dobbiamo fare tutto quello che dobbiamo fare agli adulti. L'esfoliazione, no, assolutamente, le loro cellule rispondono molto meglio, sono quindi più giovani. Loro non hanno bisogno delle creme? Allora, dipende dal biotipo cutaneo, cioè se il bambino ha una pelle grassa no, se il bambino ha la pelle secca sì. E allora in quel caso, sin da piccolo, una crema idratante quotidiana va messa. Ah sì, eh? Sì, ci sono bambini che sono atopici. Quindi sono, atopici, cioè soffrono di dermatite atopica. Ma se glielo dico quello mi dà un ceffone. Sei un atopico. Mio figlio poverino è così e quindi sin da piccolo crema tutti i giorni su tutto il corpo. Ma si lamenta? Si lamentava all'inizio perché si grattava, si feriva, proprio perché questa è una pelle iperreattiva, secca. Le mie scappavano. La sua scappava. Dovevo inseguirle per casa. Veniamo adesso a diciamo, gli appassionati, quelli un po'... Della tintarella. Sì. In città come Catania, ma non solo Catania ovviamente, poi tante città della Sicilia, c'è gente che continua a andare appena può a prendere il sole, a fare il bagno, eccetera. Che consigli possiamo dare? Allora, diciamo che continuare a prendere il sole fa bene, perché comunque il sole di settembre, di ottobre fa meno male del sole di luglio e di agosto. Perché è più tenue, meno... Assolutamente sì, proprio cambia l'angolo di incidenza del raggio solare e quindi è un sole che fa bene, non fa male. Perfetto. Quindi sì, andate. Sicuramente il paziente che prende sole tutto l'anno è un paziente più protetto. A volte parliamo delle lampade solari e diciamo le lampade solari fanno male. Sì e no. Cioè fanno male se il bulbo, proprio la lampada non è nuova e se il paziente va a fare la lampada senza la protezione solare. Ma in caso contrario, quindi fare la giusta manutenzione al macchinario e applicare la protezione solare fa bene perché abituiamo il nostro corpo a proteggersi dai raggi UV. Ah, quindi quando uno sta esposto al sole di media, diciamo così, è più protetto di quelli come me che appena vanno al sole diventano peperoni. Ho capito, va bene. Un suggerimento immediato per questi giorni, prima cosa da fare secondo lei? Prima cosa da fare? Una leggera esfoliazione, quindi anche andare in farmacia e acquistare qualcosa che abbia, non so, un po' di salicilico, un po' di acido lattico e iniziare ad applicarla magari inizialmente a sere alterne e poi tutte le sere. Ma io volevo chiedere, ma che durata ha questo trattamento? Cioè una volta che abbiamo finito... Tutta la vita? No, tutta la vita non è così. No, dobbiamo integrare bene le creme. È ovvio che capisco che ci sono persone che non ne sentono il bisogno, mentre altre sì, però diciamo curare la pelle quotidianamente, un po' come curiamo il nostro abbigliamento, i nostri capelli, comunque è una coccola che ci fa bene e ci mantiene più giovani nel tempo. Diamoci le coccole, ha ragione la dottoressa Lanza. Grazie mille per tutti questi suggerimenti. Noi facciamo una breve pausa e poi ci ritroveremo con altri argomenti. State con noi, buongiorno Sicilia, anche senza tintarella, via. Buongiorno Sicilia, l'abbiamo detto prima, buona festa nonni, oggi è la festa dei nonni. Diamo il benvenuto a Pina Iannello che è presidente regionale della Federcentri, grazie per essere con noi. Grazie a voi di avermi invitato. Importante questa festa, da quando l'abbiamo istituita? No, la festa c'è da molti anni. Da molti anni. Abbiamo avuto un periodo di fermo perché con il Covid non si è fatto più niente. Per forza. E abbiamo notato anche molta disaffezione da parte degli anziani che ormai sono restii anche a muoversi, devo dire, ed è un problema serio. Comunque oggi a Roma
partendo da Piazza del Popolo faranno Longevitas, che è la fondazione che ci segue in tutto questo nostro percorso, che segue Federcentri Nazionale, a cui siamo... Quindi per il popolo oggi a Roma c'è un incontro, diciamo. Sì. E dalle nostre parti? Dalle nostre parti noi abbiamo stasera in provincia di Enna i centri anziani si riuniscono in un agriturismo, non parlo di qual è perché non facciamo No, non lo diciamo, comunque va lo bene. sperone. Bello questo. Sì, E fanno poi tutta c'è una qualcos'altro? festa, ci fanno una festa. Il 16 l'abbiamo a Sant'Agata di Battiati, questo è nel più centro vicino. del comune, anzi il 6 a Vizzini, nella sala comunale, con l'amministrazione comunale che c'è. Bene, quindi ci saranno una serie di iniziative. Ma il ruolo dei nonni è sempre importante, malgrado Covid, disagi, ma... No, il ruolo è rimasto sempre quello. Il problema è che mentre prima i nonni avevano più possibilità e avevano più coraggio a uscire a fare alcune attività che sono per loro necessarie, perché Longevitas ha stimato che praticamente almeno ci sono, si parla di 15% di persone anziane oltre 65 anni che vive con rischi di isolamento. Niente meno. Sì. Perché sono soli. Soli, sì. E infatti questo è l'ageismo, praticamente è questa sorta di isolamento degli anziani che si vuole mettere in discussione perché Longevitas, Federcentri e Trischele, la mia associazione, intendiamo fare qualcosa in più perché diciamo che non c'è nessun tipo di attenzione per quanto riguarda le vite degli anziani. Ma questo isolamento da cosa dipende? Dal fatto che le famiglie Restano si formano? soli. No, allora, se si resta soli, fino a quando gli anziani sono utili per fare babysitter, per sostenere anche economicamente i figli, i nipoti e quant'altro, allora sono tenuti in considerazione. Se si resta soli, io per esempio sono sola, non ho questo problema, però ho delle amiche che rimaste vedove, i figli lavorano tutti, ormai non ci sono più le famiglie patriarcali, quindi ognuno ha la propria casa, si rimane da soli. Caspita. E questa cosa è diventata veramente pesante. E se si è in salute ancora. Ecco, Ma quello è un si è... problema importante perché noi abbiamo fatto come associazione Trischele un convegno nazionale per il sud di Federcentri, perché vogliamo proprio mettere in discussione tutto quello che non si è fatto fino ad ora proprio per la salute degli anziani. Perché un mio amico, il dottore Cimino, che è primario dell'ospedale Umberto di Siracusa, mi raccontava quando ne abbiamo parlato insieme col professor Mimmo Maugeri, che è un noto geriatra catanese, e il professore Michele Lunetta, che è un cardiologo che è molto conosciuto anche qua, che moltissimi degli anziani estrapolati dal loro ambiente col Covid, portati in ospedale, non sono morti per Covid, sono morti per tutta una serie di malattie che sono venute a conseguenza della depressione. Questo è molto... Ed è molto pesante. Su questo non c'è, soprattutto in Sicilia, nessun tipo di prevenzione per il futuro. Però è vero che per legge regioni, province e comuni devono organizzare le scuole aperte, per esempio, organizzare manifestazioni di questo genere, oggi o nei prossimi giorni. Per questo sì, però ci devono essere anche i centri anziani o le associazioni che sono disponibili, perché il comune ti dà l'opportunità di avere la sala, insomma il luogo dove svolgere, oppure se i centri anziani hanno una sede, le feste le fanno direttamente nel centro. Là. E devo dire che è un momento di grandissima soddisfazione, perché viene fuori tutto il bello e tutta la potenzialità che ancora i nonni hanno nel dare, non solo fisicamente ma anche intellettualmente,
perché infatti si tenta disperatamente di creare una connessione fra giovani e anziani perché gli uni servono agli altri. Certo. Ed è importantissima questa cosa. Questo è vero. Però sono necessari anche i centri anziani, sono un po' scarsucci, mi pare. Allora, sono scarsucci al sud, soprattutto in Sicilia, perché al nord ce ne sono moltissimi, che c'è una cultura diversa dalla nostra. Però, per esempio, la provincia di Enna è ricca di centri anziani. Ah, bellissimo questo. Sì, molto ricca, e sono tutti ben costituiti, con presidenti in gambissima. Infatti io purtroppo stasera non potrò andare perché sta festa di pomeriggio, insomma, poi mi dovrò soggiornare lì, e quindi ho preferito non andare perché domani ho altre cose da fare. Sono dispiaciuta perché loro ci tengono a vedere. Certo, sì. Perché quello serve anche all'umore, oltre a tutto il resto, perché la poi cucina, le cose. Sì, no, perché poi si affrontano tutti gli argomenti anche quotidiani, come si sta, come si può fare, cosa si può fare per i giovani, insegnare i vecchi mestieri. Ci sono tantissime cose importanti. Quindi gli incontri sono importanti. Sì. Non solo i luoghi per gli anziani, ma gli incontri fra... Noi facciamo spesso dei convegni sulla salute, e in quell'occasione è bello perché vedere proprio la partecipazione. Ora, la settimana scorsa, il 27, io mi sono portata la carta perché mi scordo tutto il numero. E vabbè, capita. Ho 73 anni pure io. Ma capita pure ai giovani, non si preoccupi. Allora, a Firegalazzi di Palermo hanno fatto questo convegno per discutere sul Covid e la vaccinazione e le vaccinazioni in generale. È stato molto seguito, ringrazio sempre il presidente dell'Associazione di Alleanza Sociale perché è un giovane molto attivo e quindi coinvolge, perché anche questo è necessario. Sì, però bisogna fare i complimenti anche a lei, adesso non perché è qua, ma alle associazioni come la sua, Federcenti, e poi ce ne sono tante altre, vero? Longevitas, con cui abbiamo un protocollo nazionale, la mia associazione che è nata da 5 anni, però già siamo registrati a livello nazionale. Col RUNT siamo iscritti all'albo nazionale come ODV, Organizzazione di Volontariato. Che bello. E siete in tanti? Certo, sì, abbiamo un link proprio come Trischele, ODV, e ci sono tutte le attività, perché io nel sociale mi sono mossa da 30 anni. Complimenti. Conoscevo questo studio benissimo perché venivamo per tutte le manifestazioni, ci siamo occupati di artigianato, di cultura, di tutto. Stiamo continuando. Noi faremo a Battiati la festa dei nonni con una chicca. Dica, ce la sveli. Perché da prima del Covid, io seguendo un mio amico che è un infetologo della Val d'Aosta, il dottore Sudano, che ha origini fra l'altro catanesi, e torna volentieri. Lei dice che piglia appunti, si ricorda tutto, nomi, no, cose, ma io percentuali cose non... È incredibile, complimenti. Sono diventata nonna da 2 mesi. Ah, evviva! Maschio o cosa... femmina? Prego. Un maschio e una femmina, 2 gemelli. Chissà com'è felice. Non si può spiegare. Quante sono felice non si può... Capivo cosa significasse, e cioè la gioia di chi parlava dei propri nipoti, ma viverla è tutta un'altra vita, è straordinario proprio, sono incantata, innamorata, mio figlio dopo 9 anni con mia nuora mi hanno fatto questo regalo proprio strepitoso, non posso... E seconda cosa bellissima che è successa quest'anno, che proprio dicevo prima del Covid, seguendo le indicazioni di Luigi, lui aveva costruito una pompa a Malindi, una pompa dell'acqua, dove sono stata e dove ho conosciuto quella realtà che io dico, quando noi parliamo di povertà nostra, dobbiamo veramente nasconderci. Proporzioni completamente diverse. Non esiste. E allora abbiamo costruito questa pompa affrontando il cosa, e il giorno 15, domenica, faremo vedere qual è il risultato finale, verrà Luigi e faremo una grande festa.
Complimenti. Grazie. Complimenti e complimenti anche per i suoi nipotini appena arrivati. I nomi quali sono? Adriano e Arianna. Che bei nomi, che bello. Evviva! Pina Grazie. Iannello, presidente regionale di Federcenti, grazie per essere stata con noi. Tanti auguri per Grazie. le giovani creature. Io voglio fare gli auguri a tutti i nonni che ci seguono. Tutti, proprio tutti? Tutti, Ah, assolutamente. Dica. Anche quelli che non hanno nipoti, perché i nonni a una certa età sono tutti. nonni. Ci uniamo, possiamo unirci? Certo. Auguri a tutti i nonni. Auguri. A tutti i nonni che ci seguono. Grazie, facciamo una breve pausa e poi torneremo. Buongiorno Sicilia e viva i nonni! Buongiorno. Buongiorno Sicilia, argomento San Berillo, Catania, il fortino, qua dicono della vergogna, ma non so se l'avvocato Salvo Cannata è d'accordo. Ci sono luce e ombra all'interno di San Berillo. Le luci possiamo dire quello che abbiamo creato noi residenti, cercando di recuperare una parte del quartiere alla fruibilità di tutti. Abbiamo messo delle piante, delle luci, abbiamo creato un condominio di strada, non lo chiamiamo. Ci autotassiamo ogni mese, 30 euro al mese, siamo 6 famiglie che ci autotassiamo e con queste riusciamo anche a pagare la pulizia straordinaria, quella che dovrebbe fare diciamo, il comune. Lo facciamo noi con tanto di detersivi, acqua, scopa, c'è un ragazzo che ci aiuta, bellissimo. Lui ha bisogno di aiuto, noi abbiamo bisogno del suo aiuto e ci aiutiamo a vicenda in questo modo. La strada viene pulita 3 volte alla settimana. È una cosa molto positiva, c'è da un po', c'è da un anno circa. Da un anno, noi proprio il 27 di settembre abbiamo festeggiato un anno dalla creazione del nostro condominio, avevamo iniziato in verità a luglio dello scorso anno, i sabati e le domeniche ci vedevamo, abbiamo cominciato a pulire la strada dall'immondizia, abbiamo messo delle piante a dimora e abbiamo recuperato quella che sono si chiama via di Bartolo, che è una stradina che da via Coppola poi porta all'interno di San Berillo. Però c'è anche la denuncia, dice le cose stanno peggiorando. Dove? In che situazioni? Allora, San Berillo è una realtà molto complessa. Lei da catanese sa che cos'era questo quartiere, cos'è stato negli ultimi 50 anni questo quartiere. Abbandonato dopo il sacco di Corso Sicilia, è stato totalmente abbandonato. Per un periodo è diventato il quartiere a luci rosse della città, a partire dagli anni 90 poi è stato quasi tutto chiuso questo fenomeno della prostituzione. Risanato, diciamo. Diciamo risanato. Vi sono però, continuano ad esserci molte donne e trans che si prostituiscono, ma il problema, noi lo diciamo a voce alta, non sono né le signore che si prostituiscono, libere di farlo, né i trans, anzi che per noi sono un presidio all'interno del quartiere. E allora qual è il problema? Il problema è che a partire dal 2018, noi lo datiamo in quel periodo, quando con i decreti di sicurezza di Salvini è stato chiuso lo SPRAR di Mineo, tutti i ragazzi i disperati che erano lì in attesa del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie o dell'asilo, come in questi giorni anche si ragiona, il Mineo è qui a 2 passi sostanzialmente. Dove sono andati senza più diritti, senza possibilità di trovare un ricovero? Sono andati nella città più grande che era a 20 km, a 25 km, Catania, e dove? A San Berillo, dove già esisteva una realtà di immigrazione, che è soprattutto con la comunità senegalese, ma era una realtà di commercianti, gente pacifica, che si era pacifica, diciamo. Assolutamente pacifica, si era integrata. Naturalmente quando tu immetti all'interno di una realtà, di un luogo anche abbastanza circoscritto, decine se non centinaia di persone senza documenti, senza permesso di soggiorno, senza possibilità di potersi cercare un lavoro, l'alternativa che hanno questi, che è quella della sopravvivenza, è quella di delinquere purtroppo. Per fortuna non lo fanno tutti, ma alcuni di loro lo fanno, e abbiamo anche lì luce e ombra. Per esempio abbiamo l'associazione dei Gambiani, è un'associazione di ragazzi gambiani che si è organizzata in maniera assolutamente pacifica e addirittura pulisce il quartiere. Ogni mese anche loro per le strade del quartiere tu li vedi questi ragazzi. Dall'altra parte c'è chi, non lo so se lo fa per disperazione, sicuramente sì, c'è anche un problema di alcolismo e di tossicodipendenza da parte di questi ragazzi che utilizzano, diciamo, quei vicoli per spacciare. Stiamo vedendo qualche immagine, al solito ci sono i fuochi quelli ormai
I fuochi appartengono ad un altro problema, che è quello che comunque interessa il quartiere anche, perché noi siamo San Berillo, e di San Berillo possiamo dire che fa parte, anche se poi più propriamente fa parte della Civita, la zona di Piazza Teatro Massimo e tutte le vie limitrofe. Lì abbiamo un altro problema, è un problema prettamente catanese, è un problema di tutti i quartieri della città. Sì, ma lì, allora quello che dico io lì è un problema ancora maggiore. Qua che stiamo vedendo invece? Questo è la parte che dicevo prima, risanata. Questo in verità, proprio questo è Piazza Gogliardia Sapienza. È bello grazie, sì, grazie all'introduzione di un giovane imprenditore, Giovanni Barone, che ha creato un locale che si chiama First, ha creato questa realtà bellissima, piena ogni sera di turisti, di catanesi, e da lì in poi invece parte la nostra realtà. Noi copiando Giovanni in queste installazioni di piante che lui ha fatto, abbiamo continuato, ecco, in quella strada che si vede dritto, abbiamo continuato noi da soli. Quelle sono le nostre luci, quelle che abbiamo messo. Apparentemente, diciamo, è ben curato. È assolutamente curato e pulito. Questa zona è perfetta. Noi vorremmo che anche il resto del quartiere fosse così. E quindi chiediamo maggiore controllo da parte delle forze di polizia. Il quartiere non viene assolutamente controllato, nonostante che abbiamo un commissariato di polizia a 50 metri in linea d'aria, da dove si spaccia, si commettono rapine, furti, eccetera, eccetera. Un controllo sistematico, quotidiano, direi io, delle vie del quartiere non c'è, e quindi nonostante questo posto di, cos'è, un posto di polizia? Il commissariato centrale di Catania, il commissariato centrale, ma a 200 metri abbiamo la questura, abbiamo poi via Ventimiglia che è a 300 metri. A controllare? Assolutamente, i controlli sono sporadici e avvengono solo quando avvengono fatti gravi, ma dopo le 19 con Laura, quando l'altro giorno siamo andati per le vie del quartiere, un trans un trans storico del quartiere che è lì, che è da 30 anni, lei stessa ci diceva che dopo le 19 non chiude perché ha paura, perché dopo le 19 spesso il quartiere è al buio. Spesso le uniche luci sono quelle che abbiamo messo noi e che paghiamo noi, perché siamo allacciati non abusivamente, ma al nostro meccanico di quartiere, il signor Mohamed, che ci ha dato la possibilità di allacciarci al suo contatore. Quindi l'unico presidio di sicurezza e di legalità sono quelle vie dove noi cittadini siamo arrivati. Quindi voi cosa chiedete adesso? La prima cosa maggior controllo da parte delle forze di polizia. Ma devono fare camminare per le strade? Sì, no? Sì. Qualche anno fa addirittura avevamo le pattuglie a cavallo che camminavano all'interno. Poi non abbiamo capito perché, da un certo punto il questore che adesso è stato promosso a Palermo, non lo so se scientemente o per altre ragioni di servizio, non abbiamo visto più questo controllo oggi del si quartiere. insedia il nuovo questore a Catania. Ecco, quindi... Noi abbiamo molta fiducia, non solo come residenti di San Berillo, ma perché io faccio parte di un comitato dei residenti del centro storico, di un coordinamento dei comitati dei residenti del centro storico. Speriamo che il nuovo questore abbia un piglio e una forza maggiore rispetto al precedente. Si rivolga al questore, visto che si insedia oggi, gli diamo il tempo naturalmente di organizzarsi. Intanto gli chiediamo un incontro, non come solo residenti di San Berillo, ma anche come tutti i comitati dei residenti del centro storico, che vi siano dei controlli maggiori. Ad esempio su Piazza Teatro Massimo, che è proprio lì, non si può abbandonare una piazza il sabato sera frequentata da centinaia di ragazzi. Ecco, le immagini sono scorse nei giorni passati sui social network di motorini che impennano, giravano. Paradossalmente quello è un'area pedonale. I turisti devono stare attenti, probabilmente si deve prestare maggiore attenzione in Piazza Teatro Massimo, che è isola pedonale, che piuttosto che su via di San Giuliano. Questo perché uno con la famiglia va a passeggiare in Piazza Teatro Massimo pensando di essere un'isola pedonale e invece da dietro ti sfreccia un motorino a tutta velocità. Ecco, questo è impensabile, ma invece avviene da 3 anni, 4 anni a questa parte, che Piazza Teatro Massimo non ha più un presidio fisso di polizia. E lì non solo ci sono i motorini, ma lì è un luogo di spaccio, è un luogo anche dove... Piazza Teatro Massimo storicamente è un luogo di spaccio. C'è un problema anche di una vendita di alcolici ai minori piuttosto... Esatto, perfetto.
I locali, non tutti per fortuna, non controllano i documenti di identità e tu trovi minorenni, anche 14enni, giovanissimi. Se noi passeggiamo per quelle vie è facile imbattersi in giovani che sono Ma è vero che ubriachi. le cose si sono complicate perché è stata chiusa via Caramba? Via Caramba è una via che da via Coppola poi portava in via di Prima. La nostra intenzione dei residenti di questo comitato di strada era mettere le luci e le piante anche in via Caramba. Anche lì? C'era un palazzo pericolante del comune di Catania, che pericolante perché potevano cadere dei calcinacci. Il comune ha chiuso la strada. Noi proprio sabato mattina, devo dare atto di questo, abbiamo incontrato il sindaco Trantino, che è venuto da solo con il suo motorino, come usa fare, e ha incontrato noi residenti e ci ha garantito una soluzione immediata per via Caramba. Noi abbiamo molta fiducia nel nuovo sindaco, come spero che questa fiducia possa essere anche nei confronti del nuovo questore che si insedia proprio oggi. Ve lo auguriamo, naturalmente ce lo auguriamo tutti noi, quindi controlli di polizia. Pulizia del quartiere. Il fatto che quel quartiere non sia abitato da residenti non vuol dire che vada abbandonato a se stesso. Noi la pulizia la continueremo a fare delle nostre strade, del nostro piccolo condominio di strada, ma se si va un pochino più in là, in via Ciancio, ci sono delle discariche abusive, divani abbandonati, materassi abbandonati, quindi vi deve essere, ecco, San Berillo non deve essere considerato il tappeto dove per anni si è messa la polvere. E la polvere non è solo quella materiale, uso questo paradosso, ma anche quella umana di ragazzi senza diritti, e con questi decreti che il nuovo governo sta varando aumenteranno le problematiche, perché tu aumenti i soggetti senza diritti e questi soggetti senza diritti si rifugiano lì. Si rifugiano dove è più facile rifugiarsi, e quindi questo continuerà ad aumentare l'insicurezza da parte di noi residenti. Speriamo di no. Allontanerà nel tempo, chiedo scusa e concludo, allontanerà nel tempo il recupero di San Berillo, che invece potrebbe essere una risorsa incredibile per la città. Non solo, a cui voi vi state dedicando da tempo, a cui bisogna fare un plauso, naturalmente. Vi ricordo, è il condominio di strada, non è che lo chiudete, è vero? No, assolutamente no. Benissimo, appunto, speriamo davvero che adesso con i nuovi assetti della città, la questura e naturalmente il sindaco, le cose possano migliorare. Teneteci informati. Grazie dell'invito. In bocca al lupo per San Berillo, che vogliamo che sia sempre più vivo e sano. Adesso facciamo una breve pausa, ci sono pillole di almanacco, vediamo che cosa hanno organizzato i nostri autori e poi ci sarà l'oroscopo. State con noi, buongiorno Sicilia. Sapete quanti idiomi diversi esistono nel mondo? Bene, l'UNESCO stima che siano circa 7.000 lingue diverse, alcune delle quali parlate solo da poche centinaia di persone. Ma alcune lingue, come il cinese mandarino e lo spagnolo, sono parlate da milioni di persone in tutto il mondo. E voi quante lingue parlate? Oggi scopriremo il significato dell'espressione A taste of your own medicine, o in italiano, un assaggio della tua stessa medicina. Ma da dove viene questa frase tanto usata? Bene, la sua origine risale addirittura alle favole di Esopo, in cui un truffatore vendeva medicine false e quando si ammalò gli furono somministrate le sue stesse medicine che naturalmente non funzionarono. Da allora questa espressione è stata utilizzata per descrivere la situazione in cui qualcuno riceve il trattamento che ha inflitto a qualcun altro. Insomma, chi la fa l'aspetti, Oggi vi parleremo di due criminali che hanno fatto sognare l'America intera, Bonnie Parker e Clyde Barrow. Lei una giovane donna insoddisfatta del suo matrimonio, lui invece un appassionato di armi e di auto. Insieme hanno formato la celebre Barrow Gang, una banda di rapinatori che ha tenuto la polizia sempre sulla corda. Alla fine però la loro avventura è stata stroncata dai Texas Rangers che li hanno uccisi in un'imboscata. Bonnie aveva solo 24 anni, Clyde 25, ma il loro nome è entrato nella leggenda. La loro storia d'amore è stata cantata da Serge Gainsbourg per Brigitte Bardot. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ognuno di noi è una luna,
ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno. Allora, vediamo se c'è. Marco Amato, sei in collegamento? Stavolta, guarda qua. Buongiorno, buon ottobre. Io non ho le tue belle tazzine, c'ho solo un bicchierino di plastica, però anch'io oggi faccio il mio caffè. Buongiorno e buon caffè anche a te. Dai, a parte gli scherzi, oggi chi c'è sotto tiro? Annalisa, vero? Allora, a parte Cucuzza che mi fa il verso simpaticamente, allora, sotto i riflettori delle stelle oggi ho messo Annalisa. Annalisa? Italiana. Guarda che è un'amica mia, Annalisa, rattamela bene. Ah, che bello. Scorpione e Leone, siete amici allora? Beh sì, sicuramente apprezzate la forte personalità l'uno dell'altro. Annalisa, bellissima ragazza, rivela il suo talento già da amici di Maria De Filippi. Personalità leonina, quindi solare, voce chiara che arriva diretta, cristallina. Una voce che è brava, bella, le ha valso tutto quanto perché ha ricevuto l'ennesimo riconoscimento, un disco di platino, una bravura assolutamente eccezionale in termini vocalici. Auguro ad Annalisa appunto tutta la potenza e la forza del leone, proprio perché è una personalità così, assolutamente decide di primeggiare semplicemente facendo quello che ama fare. Un matrimonio tra l'altro celebrato da pochissimo e anche qualche voce che sospetta che sia in dolce attesa. Lei ha smentito tutto, ma le auguriamo assolutamente tanta felicità per questo suo ennesimo traguardo nella vita, nel lavoro e per tenere la bandiera della canzone italiana ad un livello assolutamente altissimo con la sua dote vocalica. Annalisa è una leonessa, leone come una luna che vuole fare di tutto per provocare oggi soprattutto una serie di reazioni. Ottobre si apre con una stupenda luna in Toro che vuole sicurezze maggiori, mentre invece Mercurio e Nettuno si oppongono e creano caos ad alcuni segni zodiacali. E quindi i Terra saranno messi a dura prova, quindi Toro, Vergine e Capricorno dovranno faticare un po' di più per dimostrare le loro concretezze, mentre invece proprio Leone ed Acquario non avranno assolutamente voglia oggi di essere trasgressivi, anzi, ma di seguire alcune regole e dettami che li rendono più centrati, più sicuri. L'Acquario farà meno lo spiritoso e il Leone non avrà voglia di dare ascolto ad altri. Aria come Gemelli e Bilancia che subiranno questa luna in una maniera poco decisionista e quindi dovranno aspettare per concretizzare qualcosa. I Fuoco un po' più svantaggiati perché Leone, Ariete e Sagittario dovranno un po' più progettare e riprogettare anche con consiglio altrui una serie di faccende, mentre invece saranno gli Acqua a beneficiare di più di questa luna che li fa muovere in una maniera loro più congeniale. Quindi intuito per il Cancro, Scorpione, creatività mirata ad un bene comune, Pesci, assolutamente una capacità oggi soprattutto di evitare un pericolo o di prevenire il caos prima che si verifichi. Ragazzi, vi auguro Angelo, sfrutta bene. Colto il messaggio, ci sono le antenne attive. Perfetto. Ragazzi, vi auguro un buon mese di ottobre, buona giornata e a presto. Michele, ti regalo una tazzina la prossima volta che vieni. Molto meglio, ti ringrazio perché questo è un bicchierino di plastica modesto. Ciao, buon caffè, buona giornata. Saluto dalla mia porcellana inglese, ciao. La tua è strepitosa, assolutamente. Ciao, buona giornata, grazie. Si scherza naturalmente. Allora, Angelo, che abbiamo sui giornali? Ma sui giornali, guarda, sono andato a spulciare stamattina questa notizia che ha certamente... che è molto attuale, perché c'è l'incubo moderno, pensa, adesso lo vediamo, è l'incubo moderno dei messaggi vocali. Smettete di mandarli. Ogni giorno solo su WhatsApp vengono inviati 200 milioni di audio. Gli esperti dicono che il modo peggiore per comunicare e crea
ansia in chi li riceve. C'è chi per esempio non riesce neanche, talmente ne riceve che manco li ascolta e chiede scusa anche perché non ha il tempo. Però insomma questo è una piaga dei giorni nostri. Bellissima questa cosa, è importante e grave. Va bene, e noi siamo questi, siamo diventati questi. Allora, oggi è il 2 ottobre, il 2 ottobre del 1869 nasceva, eccolo qua, guardate, grande figura, importantissima, Mahatma Gandhi, leader indiano che guiderà il paese all'indipendenza dagli inglesi con la non violenza, cioè, hai capito? L'ONU infatti dedica il 2 ottobre alla giornata internazionale della non violenza. E il 2 ottobre, ma del 1924, l'Università Cattolica del Sacro Cuore riceve il riconoscimento statale, diventando la più grande università cattolica d'Europa, grazie anche all'impegno di padre Agostino Gemelli. L'anno successivo, nel 1925, William Tanton diventa il primo uomo a comparire in televisione, un po' male, insomma, un po' così, contribuendo agli esperimenti sulla trasmissione delle immagini. Ecco, e poi 15 anni dopo, nel 1940, inizia lo sfruttamento del gas metano in Italia grazie allo scoperta del primo giacimento nella Val Padana, questo qua, e poi ancora, scusate, ma qua io tutte le devo leggere. 10 anni dopo, il 2 ottobre del 1950, debutta la striscia a fumetti dei Peanuts, introducendo al mondo i personaggi di Charlie Brown, Snoopy, vedete un po', seguiti poi da Lucy e Linus, che non si stacca mai dalla sua coperta. Allora, qualche anno dopo, ma il 2 ottobre del 1955, nasce il settimanale L'Espresso, voce della sinistra liberale progressista, fondato da Arrigo Benedetti ed Eugenio Scalfari, con il sostegno anche di Adriano Olivetti. Ma rimaniamo in Italia, siamo nel 1974, sempre il 2 di ottobre, a seguito della crisi del settore automobilistico e dello shock petrolifero. 1973, questo shock, la Fiat chiude il bilancio in perdita e mette in cassa integrazione 65.000 operai. Sì. Invece il 2 ottobre del 79 decidono la rivolta, ma non sono detenuti qualunque a guidarli, sono i capi storici delle Brigate Rosse, purtroppo, Curcio, Franceschini, Ognibene, uno peggio dell'altro. Il carcere è stato infatti il simbolo della linea dura dello Stato contro il terrorismo delle BR. E arriviamo agli anni 2000, 2 ottobre 2001, la Swiss Air è costretta ad interrompere tutte le operazioni di volo, lasciando a terra 39.000 passeggeri. I fornitori di carburante negano i rifornimenti, conducendola inevitabilmente al fallimento. Che immagine eloquente. Tutti a terra gli aerei. Infine, il 2 ottobre del 51 nasce Sting, eccolo qua, guardatelo, celebre cantautore e polistrumentista britannico, lui inglese, noto come l'anima e la voce dei Police, attivo dalla fine degli anni 70 alla prima metà degli anni 80, la band che si è riunita nel 2007 per un tour mondiale, regalando ai fan la gioia di riascoltare i loro successi, e anche noi vi proponiamo uno dei loro cavalli di battaglia, Message in a Bottle, messaggio in una bottiglia, che è quello che noi speriamo di non fare, che siate in molti a seguirci, il nostro non sia soltanto un messaggio in una bottiglia. L'hanno cantata al Tokyo Dome in Giappone nel 2007. Con questo messaggio in bottiglia vi lasciamo, sperando che siate invece sempre di più, e ci rivediamo domani a Buongiorno Sicilia. Vai Sting! A domani!